Vicenza e il Settecento, questo sarà l'itinerario che vi proponiamo quest'oggi a Viaggiando Viaggiando. Ben trovati a tutti i nostri amici telespettatori, noi siamo, come sapete, sempre alla ricerca dei luoghi più belli vicini a casa nostra. Come vi dicevo, protagonista quest'oggi è Vicenza, tutto questo molto alto tra pochi istanti, subito dopo la sigla. Che sono sfoghiavi. E iniziamo quest'oggi questa puntata in un'atmosfera veramente molto magica, molto rilassante. Come abbiamo già detto prima della sigla, quest'oggi è una puntata che vuole essere dedicata a quello che è il Settecento vicentino. Protagonista in questa prima parte di Viaggiando, Villa Zileri Motterle. Ho il piacere di incontrare l'architetto Motterle, Eugenio, che ci farà un po' da guida, ci vuole raccontare appunto la storia di questa villa. Innanzitutto il mio benvenuto alla televisione TV Chiara e a lei e alla sua equipe in particolare. La villa sì, è nella sua espressione più compiuta del Settecento ed esattamente dell'architetto Muttoni, però ha radici, come dicevo, più antiche. Nasce nel 400 come fattoria fortificata, allorquando i terreni qui intorno erano abbandonati o quasi erano acquitrinosi e la famiglia Loschi, originaria proprietaria, li ha con un'opera rilevante, li ha prosciugati, li ha risistemati con un sistema idraulico che ancora è oggi vigente e funziona ancora abbastanza bene. La villa ha una prima parte, un primo corpo alla destra qui ed è costituito da un edificio quadrato all'interno del quale ci sono ancora certe strutture ancora del periodo tardogotico. Poi si amplia nel 1600 con la costruzione della loggia che qui è coperta dal gruppo delle Magnolie e infine nel 700 per incarico di Niccolò Loschi all'architetto Muttoni la costruzione del corpo attuale della villa e della notevole barchessa che si trova al suo lato sinistro. Successivamente sono state aggiunte nell'area ovest delle altre costruzioni per i servizi, per le funzioni accessorie della casa. La villa, posso dire, è una delle poche ville che hanno cercato di continuare la loro vita, non essere più solo la dimora di una famiglia nobile e perciò ormai surdimensionata alle esigenze, anche se esigenze più che legittime, ed è diventata un centro diciamo polifunzionale. Qui infatti trovano sede nelle strutture risistemate unità a carattere diciamo direzionale e rappresentativo, quale una villa può dare, ci sono delle sedi anche di attività commerciali e più di tutto nella parte ovest, più adatta per la presenza delle antiche abitazioni del personale
diciamo, e della servitù che affiancava la villa, una serie di residenze. Queste residenze, iniziate ancora circa 20 anni fa, adesso vengono portate in una ultima parte di ristrutturazione di volumi a suo completo compimento. Ecco, questa è, diciamo, la impostazione generale della villa. Come si suol dire, una villa viva. Ecco, è una villa che vuole mantenere ai nostri giorni delle funzioni attuali, rimodificando, riadattando nel pieno rispetto della preesistenza quella che è la sua ricchezza architettonica, la sua dotazione di questo verde meraviglioso, per renderlo vivibile e renderlo disponibile ai cittadini di ora. Como dar un salto al vacío o robar un pétalo a una flor, comunicar de vuelta al paraíso o añadir un verso a esta canción, como hacer un surco en un vinilo o pintar. E siamo all'interno di questa villa, in quello che è forse il gioiello più prezioso. Sì, siamo all'interno del salone nobile, salone destinato alle feste e agli eventi di rappresentanza di questa famiglia. Questa famiglia che, avendo conseguito nel 1700 l'alto livello sociale del patriziato veneto, volle celebrarlo con la costruzione di questa dimora, con funzioni appunto anche di rappresentanza, e decorarla con questo ciclo di affreschi del Tiepolo che qui per la prima volta affronta il tema. Questa è infatti la prima villa di diverse che lui andrà a dipingere, a decorare. È agli inizi, è lui l'ascendente, però non è già il grande che si permette di rifiutare incarichi del re di Svezia, direttive dell'architetto e più di tutto le direttive della committenza. Infatti di queste rappresentazioni ne abbiamo prove e schizzi 6-7 volte prima di accontentare la committenza. Il ciclo è una apoteosi delle virtù laiche che un signore doveva avere. Abbiamo lì due monocromi della virtù, il merito equiparato alla nobiltà, e questa è già una novità in quei tempi, e poi il ciclo dove si confronta la virtù e il corrispondente vizio, la vigilanza e l'ignavia, la calunnia e la innocenza. Qui invece abbiamo la superbia e la modestia, non la carità, la liberalità dispensatrice di doni, il merito coronato dalla fama, e qui ultimo più intimo, che sta un po' fuori ma dentro, anche l'amore coniugale con l'unico cuore e con due collane. Tra l'altro, peculiarità di questo piano nobile è proprio l'ingresso nella scala. È questa una scenografia, una strategia dell'architettura ben studiata. L'ospite da sotto entrava, era attirato da quella grande scalinata verso la collina, ma quando si trovava all'ingresso esterno, ecco che allora dalla loggia iniziavano i musici e questo signore stupito si voltava e vedeva tutta la prospettiva della sala collegata dalla scalone principale attraverso questi grandi arcate. È una scenografia dove anche l'architettura serve alle funzioni proprie di rappresentanza che si vuole. Una delle che mi ha colpito è che questi affreschi non sono mai stati restaurati. La consapevolezza da parte della famiglia proprietaria dell'importanza di questo ciclo di affreschi, e l'ha sempre curato con attenzione, ha curato in particolare la copertura. La sala ha un'areazione trasversale e questo permette di non soffermarsi in angoli di aree con un certo grado di umidità che condensata crea la muffa e altre di affreschi. E terzo,
molto importante è che questa sala, usata prevalentemente per le feste nel periodo estivo, non ha caminetti e il fumo, come sappiamo tutti, è il peggior nemico per gli affreschi. Ecco le motivazioni principali della sua ottima conservazione. Smile without a reason why. Love as if you were a child. Smile. Con Filippo Silvello, responsabile commerciale, siamo alle battute finali di questo viaggio. Siamo nella parte ottocentesca di questa villa, una villa che offre veramente degli spunti molto interessanti. Sì, penso che all'interno di questo percorso, abbastanza rapido all'interno di Villa Zileri, di perle ne siamo riusciti a vedere molte. Però questa ala della villa probabilmente caratterizza quello che è lo spirito, il cuore pulsante della villa, perché sappiamo è un vero e proprio microcosmo in grado di dare vita, di dare lavoro, è un microcosmo estremamente attivo. Infatti in quest'ala qui possiamo vedere una delle prime e più antiche parti residenziali che sono state costruite a servizio della villa, offrono 25 residenze, tutte di estrema qualità e servizio, perché vivere all'interno di Villa Zileri vuol dire vivere immersi nel verde, ma al tempo stesso con i più alti servizi, tecnologie, vivere in un vero concetto di green philosophy, come la chiamiamo noi, avere anche un ufficio all'interno di Villa Zileri, essere in grado di vivere in mezzo alla natura, avere il piacere al mattino di andare a lavorare e riuscire anche a offrire all'interno di un contesto di estremo prestigio, di nobiltà, come era la vita di una volta, dei servizi che in altre realtà difficilmente si riescono a trovare. Proprio il piacere, io immagino una persona che ha il piacere di venire a lavorare in questa villa, proprio il gusto, la gioia di andare a lavorare, che non è una cosa da poco. Diamo delle informazioni di servizio ai nostri telespettatori. Per venire a visitare questa villa come bisogna fare? Siamo sempre aperti a ospitare, infatti ci capita spesso che turisti o anche gli stessi residenti all'interno della villa molto spesso abbiano il piacere di conoscere le sale del Tiepolo, di apprezzare e vivere il parco fino in fondo. Noi diamo estrema disponibilità in questo senso, la villa può essere anche aperta per convention, tra l'altro nel prossimo periodo inauguriamo la parte relais e quindi avremo anche la possibilità di ospitare le persone oppure per periodi più lunghi, sempre nella parte di residence tre spalle. C'è un sito internet per avere altre informazioni? Sì, certo, potete trovare tutte le informazioni su www.villazileriehome.com. Grazie mille, per noi è arrivato il momento della nostra prima interruzione pubblicitaria, abbiamo fatto la prima parte un po' più lunga rispetto al consueto, ci vediamo tra pochissimo sempre a Vicenza, vi aspetto. It's beautiful that way. I sit and wait. Does an angel contemplate my fate? And do they know the places where we go when we're gray and old? Seconda parte di Viaggiando Viaggiando, ben trovati a tutti i nostri amici viaggiatori. Quest'oggi è la scoperta di una Vicenza settecentesca e ci troviamo a pochi minuti dal centro storico di Vicenza, diciamo a 10 minuti circa. Il comune è quello di Montecchio Maggiore, questa è la villa di rappresentanza della provincia di Vicenza, Villa Cordelina. L'abbiamo già vista, oggi vogliamo proporla in una maniera anche inedita rispetto alle altre volte che siamo venuti a visitare. Qui a fianco a me ho il piacere di ritrovare Sandra Brentan, architetto.
in rappresentanza della provincia di Vicenza. Innanzitutto facciamo un po' una presentazione. Noi già abbiamo iniziato questa puntata parlando appunto di questa Vicenza del Settecento. Sì, abbiamo lasciato da poco Villa Lo Schizzileri. Qui abbiamo una committenza completamente diversa. Il committente è un avvocato veneziano, nobile famiglia, e mentre quella era una casa, era una villa di campagna, qui invece è una villa di rappresentanza. Questo avvocato si costruisce questa villa per le feste, per ricevere gli amici, per ricevere ambascerie, per ascoltare la musica, e quindi commissiona questa villa al Massari. Poi tutti sappiamo, no, che ci sono delle dispute fra il Massari o il Muttoni, comunque insomma, commissiona questa villa e poi dopo comincia nel 1735, 10 anni dopo verrà chiamato il Tiepolo sul consiglio dell'Algarotti a dipingere le parti, ad affrescare il salone. Un grande opera di restauro è stata effettuata proprio negli ultimi 30 anni dalla provincia di Vicenza. Sì, la provincia di Vicenza acquisisce questa villa negli anni 70 dal Lombardi, un industriale milanese, la paga appena 100 milioni di lire, di vecchie lire. Era una cifra abbastanza simbolica per il valore della villa. Il Lombardi già l'aveva restaurata negli anni 50 e dagli anni 80 in poi la provincia comincia una campagna di restauri e anche di acquisti di pertinenze. Acquisterà nell'85 che poi magari facciamo una capatina perché li abbiamo restaurati, li stiamo finendo da poco. Acquisterà un campo che era destinato al sorgo e abbiamo fatto un nuovo parco, una nuova ricomposizione ambientale anche per sgravare questa villa da manifestazioni magari più importanti, musica, concerti, anche più rivolta a giovani. Sì, perché è giusto viverle, sì, queste ville, portarle all'antico splendore ma farle rivivere, e quindi vuol dire anche coinvolgere i giovani, quindi anche con opere di teatro, danza e musica per renderle sempre più vivo. Noi abbiamo fatto adesso una piccola presentazione, abbiamo fatto anche un po' di differenze fra quella che era la villa che abbiamo visto nella prima parte e quella che stiamo vedendo adesso. Questa, diciamo che era una villa di un nobile cittadino, quindi doveva essere forse da un punto di vista architettonico un po' più maestosa, più importante. Sì. Torniamo all'interno perché non si può venire in questa villa e non vedere le opere, i gioielli che scopre all'interno, e poi naturalmente proseguiamo con questa villa cordellina, per quanto ci riguarda almeno un po' inedita. Saw you in heaven, would it be the same if I saw you in heaven? Architetto, siamo entrati in quello che è il Salone Nobile, la stanza di rappresentanza più importante. Vediamo questi affreschi del Tiepolo veramente molto importanti, ma se non erro anche un Tiepolo più maturo rispetto agli affreschi che abbiamo visto nella prima parte. Sì, qui siamo circa 10 anni dopo, se non di più, degli affreschi che abbiamo visto a Villa Zileri. È un Tiepolo più maturo, però sono anche i soggetti, l'iconografia che cambia. Cioè, mentre lì si esaltavano le virtù, qui si esalta la sapienza, la continenza nei confronti dell'ignoranza. Quindi sono temi diversi, sono temi che più si avvicinano poi a tutto quello che sarà l'illuminismo. Difatti nella parte centrale vediamo praticamente la sapienza che scaccia l'ignoranza, oppure la luce sulle tenebre, poi ci sono varie interpretazioni. Vi dico una cosa su questo affresco, non è l'affresco, ma negli anni, durante la guerra, è stato staccato per paura anche dell'incursione aerea, eccetera, e portato a Vicenza, credo in sovrintendenza o nei musei, insomma. E poi è stato ricollocato negli anni 50
È stato fatto tutta un'impalcatura e una cornice che adesso noi non la vediamo. Siccome abbiamo fatto una leggera pulitura anche di questa tela e dall'alto abbiamo visto ed è una grandissima opera di ebanisteria, proprio come poi la tela sta su e come si sottolineava a dire. Un'opera d'arte nell'opera d'arte, sì, praticamente. Sì, da artigiani però. Anche qui vediamo comunque degli affreschi perfettamente conservati. Sì, sono stati, tenete presente che questa villa ha avuto un sacco di vicissitudini, è diventata addirittura laboratorio di barchi da seta, una colonia, un ospedale improvvisato, quindi insomma si sono anche ammalorati, sono stati restaurati sia negli anni '80, noi continuiamo le leggere puliture, non sugli affreschi, più sugli stucchi, e anche l'iconografia, cioè i soggetti sono diversi. Qui è proprio la ragione che prevarica sui bottini di guerra, cioè Scipione che libera la principessa invece che tenerla come ostaggio di guerra. Non mi dilungo tanto. Perché no, anche perché noi li abbiamo già visti, ci siamo già soffermati, sì, anche perché oggi, sì, come già detto, sì, vogliamo portare i nostri telespettatori a quella che è e sarà Villa Cordellina nei prossimi anni. Quindi noi ci fermiamo qui, usciamo per vedere la parte nuova restaurata. Sì. Architetto, siamo ormai alle ultime battute anche per questa puntata di Viaggiando, però siamo anche alle ultime battute, mi permetta questo gioco di parole, per quanto riguarda questo lavoro di restauro che avete fatto in questa nuova ala della villa. Alle nostre spalle questo parco adibito a quelle che possono essere, come abbiamo già detto, delle grandi manifestazioni, ma secondo me la cosa interessante è quello che avete fatto dove c'erano i vecchi rustici. Sì, è stato tutto il restauro dei vecchi rustici, dove avete visto, facendo questo veloce percorso, il recupero anche della parte della tinara sottostante, il recupero della ghiacciaia che è stata una scoperta perché era coperta da detriti, da pietre e di tutto quanto. Questa parte era un campo di mais acquistato negli anni 90 perché erano più proprietà, e l'obiettivo dell'amministrazione era quello di recuperare sempre più la parte del vincolo stesso della Cordellina, e si è pensato poi dopo con gli anni, di progettare un altro spazio aperto, un parco, una ricomposizione ambientale l'abbiamo chiamata, per manifestazione, per giovani, per musiche, per insomma poi rendere sempre più viva la Cordellina. Sì, comunque grande lavoro, complimenti naturalmente a lei che sta seguendo quest'opera appunto di riqualificazione, di restauro e di mantenere sempre viva questa villa. Vogliamo ricordare che questa villa in questo periodo dell'anno è sempre aperta, comunque per qualsiasi informazioni sono a vostra disposizione gli yacht della provincia di Vicenza, proprio a Vicenza città, e qui siamo proprio a pochissimi minuti. Siamo alle battute finali, grazie ancora architetto, l'appuntamento noi ci vediamo sicuramente, è diventata un'abitudine, noi di tanto in tanto ci vediamo, e comunque quando saranno veramente chiusi e completati tutti i lavori torneremo qui per fare una puntata intera e daremo molto spazio. Alcune informazioni di servizio per quanto ci riguarda: se voi volete mettervi in contatto con noi per richiederci qualsiasi informazione oppure per darci dei suggerimenti, come vedete noi non ci fermiamo mai, neanche durante il periodo estivo, viaggiando@telechiara.it. Se volete invece rivedere questa puntata già nei prossimi giorni su YouTube, sul nostro canale Telechiara Produzioni, oppure cliccando su qualsiasi motore di ricerca il nome e cognome del sottoscritto, quindi Piero Brazzale, potrete rivedere e riscoprire appunto questa puntata, ma anche come di consueto tutte le puntate precedenti. Grazie ancora architetto, grazie a Vicenza EC, come quando è consuetudine, quando siamo in provincia di Vicenza collabora con noi per la realizzazione e per l'ospitalità. Noi ci vediamo la settimana prossima, stessa ora, stessa rete, e come di consueto viaggiate assieme a noi.